Si trova ancora ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso la bambina di 6 anni travolta da un'auto mentre andava a prendere lo scuolabus. Via Bovon, Saletto di Breda di Piave, una strada secondaria in mezzo alla campagna. Erano circa le 8 del mattino quando la bimba, seguita dalla madre originaria del Burkina Faso, per dinamiche ancora in fase di accertamento si è trovata sulla strada nel momento in cui un'auto di grossa cilindrata guidata da una 35enne stava passando. A raccontare la dinamica dell'accaduto lo zio della bambina. La bambina ha visto l'autobus e praticamente all'attraversamento qua è uscita una macchina da là in fondo e l'ha presa e l'ha portato fino in fondo. Secondo le prime ricostruzioni pare che la bambina abbia abbandonato la madre per attraversare la strada e raggiungere il pulmino mentre sopraggiungeva l'auto che l'ha investita. Sul posto immediato l'arrivo del suo M118 con l'elisoccorso. Tanto parla, stanno ancora facendo gli esami per accertarsi che non ci sia altre cose, insomma. La prognosi resta ancora riservata, ma la bambina, seppur grave, non sarebbe in pericolo di vita. Una vicenda che poteva finire in tragedia e che solleva il tema della pericolosità di quel tratto di strada su cui da tempo il sindaco di Breda, Mosole, chiede che si possa ricominciare ad impiegare gli autovelox. Questa è una strada piuttosto lunga, è molto percorsa, con velocità che sono anche alte, sfortunatamente. Noi possiamo intervenire con la presenza di vigili, eccetera, però soprattutto nei momenti di più frequenza, quindi la mattina, le pause pranzo e la sera, questa via qua, via Bovon, è intensa, ecco, come traffico. Adesso chiaramente cercheremo di capire come poter intervenire, anche se si tratta di una via di 3 km, quindi è una via appunto piuttosto impegnativa da gestire.